Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi parliamo come tema della spinta di rottura e prenderemo in considerazione il capitolo 4 del libro La dura legge degli scacchi, che ci spiega un pochettino perché fare queste spinte di rottura. A tal proposito voglio leggerti questa piccola introduzione. Chi è in vantaggio posizionale è tenuto a far leva su di esso per prendere l'iniziativa. Un modo tipico per realizzarlo è basato su un'operazione tattica, ovvero la spinta di rottura. Esso provoca la distruzione delle linee difensive avversarie e l'irruzione delle forze attaccanti nei punti chiave. Per realizzarla occorrono adeguati presupposti, ovvero la debolezza nella struttura dei pedoni avversari e una infelice dislocazione dei suoi pezzi, e così via. Le spinte di rottura si realizzano al centro o sulle ali, in aperture, medio gioco o nelle finali, e hanno diversi obiettivi: la distruzione della coordinazione e la limitazione della mobilità delle forze avversarie, la creazione di un minaccioso pedone passato e così via. Un tipico modo di contrastare le spinte di rottura consiste in un controgioco attivo. Adesso vediamo in questa posizione che il bianco appunto fa una spinta di rottura, che è data da questa spinta del pedone in D5. Innanzitutto meglio non dar nulla per scontata. Quando parliamo di spinte parliamo ovviamente di pedoni e non di altri pezzi, e qui il nero deve correre subito ai ripari. Perché? Perché questa spinta qui non solo va a minacciare un pedone ma anche un pezzo leggero, per questo il nero non può far finta di nulla. Quindi segue cambio in D5, cambio in D5 e il cavallo ora deve ritirarsi. Dove può andare il cavallo? Beh, ci sono due case, questa B8 che è un po' passiva, ma eventualmente il cavallo può tentare di riattivarsi in questo modo, oppure da qui andare direttamente in A5, ed è la mossa che sceglie di fare il nero, cavallo A5. Il bianco che cosa fa? Deve sostenere il centro, perché ora c'è questo pedone in presa ed è minacciato da ben due pezzi del nero, di conseguenza gioca C4. Il nero fa una specie di gambetto per cercare di demolire il centro del bianco. Ok, ora questa spinta purtroppo non si può, a questo gambetto non si può accettare, perché seguirebbe pedone per B5, alfiere F6 che controlla la lunga diagonale andando ad attaccare la torre in A1, torre B1 e torre in D5. Il nero ha una buonissima posizione. Quindi ritorniamo dove eravamo, qui c'è. Ok, ritorniamo in questa posizione. Il bianco decide di giocare donna in C2. In questo modo si va comunque a difendere su C4, ma si è creata una potentissima batteria di donna più alfiere che puntano su H7, solito punto dove si attacca solitamente l'arrocco. Ora il nero si lascia prendere un pochettino dalla foga. Che cosa fa? Decide di catturare subito il pedone, ma forse valeva la pena considerare una difesa semplice come G6, ma non l'ha considerata e decide di togliere questo cavallo mal piazzato, giustamente, e di andare a catturare in C4. Ovviamente il bianco, prima di fare qualsiasi altra cosa, alfiere per H7, scacco, re H8. E ora qual è, diciamo, la fregatura di questo tipo di attacco? È che la donna deve essere sempre su questa diagonale per difendere l'alfiere in H7. Inoltre c'è un altro tipo di difesa, ma non è questo il caso, è quello di imprigionare l'alfiere tramite questa spinta di pedone. Ora, ovviamente, se la donna si toglie da questa diagonale, l'alfiere è in presa. Di conseguenza il bianco deve comunque spostare la donna per cercare di andare a creare altre minacce, ma sempre lasciandola su quella diagonale. Alfiere C8, andando così a minacciare la donna, e donna H5. Ok, ora finalmente la donna si è tolta dalla diagonale, è possibile fare degli scacchi di scoperta, e ora con una buonissima mossa alfiere G4. Il nero sfrutta il tema della deviazione perché la donna cattura l'alfiere, questo alfiere non è più tenuto dalla donna e quindi il re, che ricordiamoci sempre è un pezzo forte, cioè forte forte no, però è un pezzo, cattura in H7. Segue torre in E1,
alfiere F6 e alfiere in G5. A questo punto il nero percepisce un po' di pericolo e decide di mettersi un pochettino al sicuro e segue la spinta in A4. Cerchiamo di capire che idea c'è dietro quella spinta in A4. Praticamente è ovvio che innanzitutto se il nero accetta il cambio, il cavallo rimane senza difesa, ma questa spinta serve a liberare la torre per piazzarsi, per fare queste specie di movimenti. Ovviamente nel breve termine non è possibile, ma l'idea tattica è questa qui. Il nero ovviamente intuisce il pericolo e dopo cambio segue cavallo per B5. Torre A6, è un po' lo stesso tema di prima, no? La torre si può portare sempre verso l'ala di re, inoltre stiamo creando ulteriore pressione sul punto in F6. E dopo torre A6 il nero decide di smorzare un po' la tensione. Come si può fare? Cambiando un po' di pezzi. Ecco, solitamente se si vuole alleggerire un po' la posizione basta cambiare, se è possibile, dei pezzi. Ora tocca sempre al nero, donna per D5. A questo punto il pedone D5 però, e ora sembra che il nero abbia avuto una grande perdita senza quel pedone, in realtà ha proprio svolto il suo dovere, perché ha destato l'attenzione su D5 e ora il bianco può compiere delle azioni forti verso l'ala di re. Ora torre H6. Cerchiamo di capire cosa c'è dietro questa mossa. Perché il nero non può prendere la donna? Perché se prova a prendere con il pedone su H6, prova a ragionarci un pochettino, ti do qualche secondo per cercare di capire che mossa può fare il bianco. Ovviamente ci sarà uno scacco di scoperta, no? Non può minacciare nessun pezzo importante se non cercare di minacciare la torre, però non è tanto il minacciare la torre, perché cavallo E6 scacco, ora o la donna si mette davanti ma a questo punto viene presa dal cavallo e dopo una qualsiasi mossa del nero segue il matto e questa è una grandissima mossa. Ritorniamo come eravamo. Qui c'è la torre, quindi siamo arrivati in questa posizione e il bianco gioca molto bene giocando donna d3. Donna d3 serve per sventare la minaccia di torre h8, re mangio in h8, donna h5, re g8 e ora non ci può più essere il classico matto qui. Quindi questa è stata un'altra grande mossa da parte del nero. Una mossa difensiva niente male, ma il bianco purtroppo ne sa una più del diavolo. Segue cavallo in h7. Ora ovviamente questa torre non si può prendere, questo cavallo sì, può essere anche preso dalla donna, quindi in questo caso dopo la cattura si ha quasi, diciamo, uno scambio equo, anche se il vantaggio per il bianco è sostanziale. Ma il nero pensa di aver trovato un'altra soluzione molto buona, F5. Guardate quanti pezzi sono minacciati. La donna è minacciata dal pedone nero, il pedone minaccia la torre, anche se ovviamente non può essere presa, e il cavallo è minacciato dal re, che ovviamente non può essere preso, ma basta solo che la posizione cambi di un pelino che un pezzo del bianco può cadere. A questo punto segue donna G6, donna D2, donna E6, scacco, ovviamente re H8,
direi che non è proprio una buona mossa. Cerchiamo di capire perché. Perché Re H8 non funziona. Per il solito giochetto seguirebbe cavallo in G5, scacco, il nero è costretto a catturare e dopo questo scacco segue il solito giochino. Quindi anche in questo caso il nero non può catturare. Allora, ritorniamo alla posizione in cui eravamo. Dunque dopo donna e6, scacco, abbiamo capito che andare in H8 non è possibile, segue torre in F7 che para lo scacco e ovviamente donna E8, scacco ancora, ma non è finita, il nero può ancora difendersi con torre in F8 e dopo cavallo F6 il nero decide di abbandonare. Anche qui cosa succede? Dopo la presa, donna G6, scacco matto. Ovviamente tutte queste combinazioni erano molto difficili da trovare, questo fa capire che ovviamente stiamo parlando di giocatori di scacchi fortissimi, però il tema della spinta di rottura serviva a far capire in che modo il bianco ha potuto ottenere così l'iniziativa.